Lavoro. Nella settimana della visita a Treviso del ministro di settore Giuliano Poletti e a pochi giorni dalla festa dei lavoratori, la CISL di Treviso e Belluno fotografa il 2013 sottolineando come a fronte di timidi segnali di ripresa il saldo tra assunzioni e cessazioni continui a restare negativo. 1676 le aziende che hanno chiuso, edilizia e manifatturiero i comparti più in difficoltà. I dati economici di fine anno 2013 e i primi 3 mesi di quest'anno ci stanno dando dei segnali timidi di ripresa sia sul versante economico sia sul versante della capacità di ricollocare i lavoratori attualmente disoccupati. È finita la caduta verticale dell'occupazione, ci sono segnali di ripresa, ma dire che è finita l'emergenza no. Anche perché i nuovi contratti vanno nella direzione opposta a quella della stabilità. L'82% degli avviamenti effettuati sono con contratti a termine o a somministrazione. C'è stata una forte caduta dell'apprendistato, c'è stata una caduta delle assunzioni a tempo indeterminato e questo, spiega l'incertezza ancora che sta attraversando l'economia trevigiana. E resta il nodo della cassa integrazione in deroga ancora da finanziare. Poletti da Varago ha rassicurato su questo nodo, ma dalle parole bisogna passare rapidamente ai fatti. A tutt'oggi i lavoratori che sono sospesi avanzano, hanno crediti per almeno 3-4 mensilità riferite al 2013 e sul 2014 non abbiamo nessuna certezza del pagamento.